Bene, grazie per aver contribuito a realizzare questa conferenza stampa. Ringrazio tutti i colleghi del gruppo perché abbiamo voluto, riportare al centro della discussione quello che dice ogni anno il Presidente Mattarella, e cioè che la questione che riguarda la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori non è un di cui, non è un elemento casuale o che può essere associato alla fatalità. E la Regione del Veneto può fare certamente di più. Sulla base di questa valutazione, che sul piano politico per il Partito Democratico, per il centro-sinistra è un argomento qualificante e cruciale, abbiamo presentato qualche mese fa un progetto di legge che è proprio finalizzato a mettere in fila una serie di questioni che in questo momento in questa Regione non sono affrontate. Sappiamo che la tutela della persona è un principio ovviamente assoluto sancito dalla Costituzione. Sappiamo anche che la tutela dei lavoratori deve essere riconosciuta sia in termini di incolumità fisica, ma anche come diritto ad avere un ambiente salubre. Quindi ci muoviamo ovviamente nel solco della Costituzione, ma sappiamo anche che prima di tutto la sicurezza sul lavoro è un vero e proprio presidio di democrazia. Partiamo dal presupposto che il lavoro è lo strumento attraverso il quale la collettività può puntare all'emancipazione sociale. In un paese, in una regione dove non si è sicuri quando si va a lavorare, è in discussione la democrazia stessa di questo territorio. Abbiamo provato a raccogliere un po' di dati generali sulla nostra regione, cioè di cosa significa salute e sicurezza in Veneto. Gli ultimi dati disponibili sono quelli dell'INAIL del 31/12/2023. Nel 2023 le denunce di infortunio nella nostra regione sono state oltre 70.000 ed è un dato dei fatti costante nell'ultimo quinquennio. Di questi 70.000 casi, quasi 43.000 sono stati casi di infortunio accertati e quindi riconosciuti da INPS. Una quota significativa è un infortunio con gravi conseguenze. 155 volte è accaduto che una lavoratrice o un lavoratore abbia avuto degli effetti gravi. Addirittura 69 sono i casi di morte sul lavoro. Anche le denunce di infortunio mortale non sembrano destinate a ridursi in questa regione. 111 le denunce del 2023, di cui 69 accertate e 42 pratiche con esito negativo. Sottolineo questo lato dell'esito negativo perché dobbiamo comprendere bene come dietro ogni caso denunciato e non accertato ci sono conseguenze significative per la famiglia del deceduto, per la copertura assicurativa, quindi è un dato su cui andrebbe fatto un approfondimento. Se ci fermiamo però ai soli casi di infortunio mortale accertati da INPS, siamo in questa regione in media a quasi 6 morti sul lavoro al mese. Abbiamo fatto un calcolo di quante persone sono morte lavorando nella nostra regione negli ultimi 5 anni e se guardate il dato è davvero impressionante. 422 persone sono morte mentre si recavano al lavoro o mentre svolgevano la loro attività. C'è una distribuzione non sempre omogenea tra i territori. Venezia è una delle province più colpite insieme a Verona e Vicenza. Belluno sembrano pochi, ma se fate in proporzione alla popolazione residente è un numero significativo. Rovigo in questi anni sta assistendo ad una riduzione degli infortuni e dei morti sul lavoro che è però compatibile con l'andamento delle attività produttive di quel territorio. Tutti questi dati poi li trovate in maniera più esplicita nel libretto che come gruppo abbiamo predisposto. Scusate. Ecco qua. Un altro elemento che sta emergendo con un certo vigore dalle ultime indagini INAIL è il tema delle malattie professionali, un argomento che sembrava scomparso dai radar, di cui non parlava più nessuno e che invece oggi stanno tornando e devono tornare al centro della nostra discussione. Sono quasi 43.000 le denunce di malattie professionali, 1.778 i casi accertati. Ci sono addirittura 71 casi di tumore accertato. Questo è un elemento che abbiamo voluto sottolineare perché ci ricorda delle fasi drammatiche della storia di questo Paese. Torna al centro dell'indagine, ad esempio, il tema dell'amianto, che era un argomento che pensavamo archiviato e che invece oggi sembra tornare ad essere una delle cause di mortalità sul luogo del lavoro. Quasi 5 casi accertati al giorno di malattia professionale nella nostra regione. Si muore per amianto, dicevo,
si muore per le patologie del sistema respiratorio, si muore per danni al sistema nervoso, i danni al sistema uditivo e patologie al sistema osteomuscolare. Queste casistiche ci raccontano di un'organizzazione, di un mondo del lavoro in cui la fatica fisica, la rumorosità degli impianti, l'insalubrità dell'ambiente di lavoro è ancora un tema che incide in maniera significativa sulla salute delle persone. Abbiamo provato anche a fare un'indagine, diciamo, settoriale, cioè per capire quali sono gli ambiti più esposti al rischio. L'82% delle denunce di infortunio sono raccolte nel settore delle industrie e dei servizi, in particolare l'industria in senso stretto, meccanica, costruzioni, commercio, trasporto e magazzinaggio, per quasi il 27% il settore terziario, mentre l'artigianato, che pure occupa una quota significativa dei lavoratori, sembra essere un settore dove l'impatto di questo problema è meno efficace. Il 90% delle denunce, 99 casi su 111 per morti sul lavoro, è del comparto del settore industria. L'88% dei casi accertati è nei settori che abbiamo indicato: manifattura principalmente, in particolar modo la metallurgia, costruzioni, commercio, trasporto e magazzinaggio. E quindi sia gli infortuni che i decessi sul lavoro si trovano principalmente all'interno del comparto industria. Per questo abbiamo presentato il progetto di legge di cui vi parlavo all'inizio. Le regioni esercitano un ruolo centrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e hanno significative competenze legislative. Partiamo dal presupposto che la Regione del Veneto non ha una legge organica sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. C'è qualche articolo contenuto in una legge antica, ma non esiste una legge che affronta in maniera strutturale questo tema. Eppure la Regione ha funzioni importanti di indirizzo e programmazione per l'attività di prevenzione, vigilanza e controllo e ha anche la responsabilità del coordinamento regionale delle politiche sul lavoro. Il progetto di legge che noi abbiamo presentato prova a muoversi in diversi ambiti. Ci siamo concentrati oggi sulla parte che riguarda la pianificazione. In parte anche perché il dibattito nelle scorse settimane è stato interessato dalla discussione della famosa delibera di approvazione del piano strategico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Lo dico perché la previsione dell'approvazione di questo piano non è prevista da nessuna legge. E invece noi pensiamo che sia fondamentale che anche sotto il profilo della pianificazione delle attività ci sia una fonte normativa che impegni la Giunta ad adottare alcuni strumenti importanti. Il piano che è stato approvato, che ci hanno detto essere stato approvato, che ancora non è stato pubblicato, è un piano da 16,3 milioni di euro, che noi giudichiamo insufficienti per affrontare i numeri di cui abbiamo parlato prima. È un importo che è sostanzialmente quello che deriva dalle sanzioni che vengono irrogate, non c'è un euro in più. Noi invece pensiamo che, per le ragioni appena espresse, che debba esserci un investimento economico, oltre che politico, significativamente diverso dalla Regione. E uno dei temi principali, poi ci sono moltissimi dati nel libretto, però ho provato, diciamo, a condensare quelli che noi riteniamo più importanti. C'è il tema degli organici SPISAL, cioè dei soggetti che per conto della Regione si occupano appunto della parte più cruciale, e cioè della prevenzione, del controllo e della vigilanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il piano strategico impegna la Giunta ad aumentare del 10% ogni anno il personale SPISAL della nostra regione. Ora, noi ci siamo posti il problema di capire quant'è la sottodotazione organica, perché abbiamo, come dire, numeri che non ci convincono. Rispondendo a una nostra interrogazione del 2023, la Regione ci dice che non esiste in Veneto uno standard normativo nazionale a cui far riferimento per definire gli organici minimi degli SPISAL. Quindi noi ad oggi sappiamo quante persone lavorano, ma non sappiamo quante dovrebbero essere per poter svolgere questa funzione in maniera importante. Cercherò poi velocemente, con un po' di dati, di spiegare perché a nostro giudizio il 10% di incremento dell'organico rischia di non essere sufficiente ad affrontare il tema della sottodotazione. Attualmente in Veneto, presso gli SPISAL, lavorano 236,9 persone. Il rotto dipende dal fatto che ci sono dei part-time o altri profili contrattuali. E vedete già da questa immagine semplice come si capisce una differenza
significativa tra territorio e territorio. Se la sottodotazione dell'ULSS 1, che è la provincia di Belluno, è ipotizzabile possa essere spiegata con la popolosità della provincia, è evidente che ci sono alcuni territori che sono fortemente sottodimensionati, cioè che non dispongono del personale necessario per svolgere le funzioni. Ancora più drammatico il quadro diventa se noi andiamo a vedere che lavoro fanno le persone che sono inquadrate negli uffici SPISAL. Vedete che il 62% sono tecnici della prevenzione. In cartellina poi avete uno schema che incrocia, diciamo, queste due slide, cioè territori e professionalità. Per esempio ci sono alcune ULSS che non hanno nessun chimico a disposizione all'interno degli organici SPISAL, ci sono altre ULSS che non hanno nessun personale sanitario, c'è addirittura l'ULSS di Verona, la Scaligera, che non ha neanche un dipendente amministrativo, quindi diciamo che non c'è soltanto una sottodotazione generale sotto il profilo della pianta organica dal nostro punto di vista, ma c'è anche il rischio che alcuni territori abbiano delle scoperture importanti in termini di professionalità. Questa è la slide in cui si vede che, ad esempio, nell'ULSS Berica non c'è neanche un sanitario, neanche un infermiere. I chimici, a proposito di amianto e di malattie professionali, sono soltanto 30 in tutta la regione. Questo a indicare che c'è certamente il bisogno di incrementare la pianta organica, ma c'è anche la necessità di investire risorse nuove per la formazione, la costruzione di nuove competenze e anche il rafforzamento delle competenze che già ci sono. E quindi il nostro giudizio è che c'è appunto una disomogeneità delle professionalità, un'insufficienza cronica del numero dei tecnici della prevenzione e assolutamente scarsità, se non assenza, di figure professionali nuove. Per tutte queste ragioni ho cercato di farla più veloce possibile, poi avete tutti i dati nel materiale che avete in cartellina. Noi pensiamo si debba velocemente passare dagli impegni generici che sono contenuti in tanti documenti a fatti più concreti. Chiediamo l'approvazione, la calendarizzazione del nostro progetto di legge sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, che affronta questi ma anche altre nuove emergenze. Penso al tema dei lavoratori intermediati da piattaforma, penso al tema del caporalato e quindi dell'illegalità in agricoltura, penso al tema del lavoro nero in termini in particolare nelle catene di subappalto, anche negli appalti pubblici. Penso anche al grande tema delle aggressioni del personale sanitario, che rientrano esattamente dentro questo progetto di legge. Chiediamo la calendarizzazione e la discussione del nostro progetto di legge, che crediamo che il Veneto debba dotarsi di una legge organica che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro. Vorremmo insomma, e su questo chiudo, che per una volta di salute e sicurezza sul lavoro non si parli soltanto in occasione dell'accadimento drammatico, e cioè quando una persona muore lavorando, ma che in conseguenza di quei fatti la politica si assuma la responsabilità di voler davvero mettere in fila una serie di azioni che possiamo e dobbiamo fare anche in questa regione. Certo, e chiudo davvero, non mi sfugge il fatto che il tema della salute e della sicurezza sul lavoro non sia un tema solo della nostra regione. È un dramma che attraversa tutta l'Italia e non a caso siamo partiti con le parole del Presidente della Repubblica, ma questo non ci esime dal dover fare la nostra parte. Ogni volta andiamo in aula e ci spiegano che il Veneto è la regione del lavoro, delle attività produttive, delle imprese, e allora deve anche essere la regione in cui c'è un investimento politico importante per la salute e per la sicurezza sul lavoro. Questo è l'appello che lanciamo oggi, che non è una giornata a caso, perché come sapete io ringrazio la CGIL per essere presente, un presidio fuori da Palazzo proprio per chiedere alla Regione un impegno maggiore su questi fronti. Noi vogliamo anche così raccogliere quell'invito, farlo nostro e costruire le condizioni affinché in Veneto, anche sotto questo fronte, si possa parlare davvero non soltanto di regione del lavoro, ma anche di regione del lavoro sicuro e di qualità. Io chiedo se i colleghi vogliono intervenire, chiederei a Jonathan Montanariello, che con me ha costruito questa proposta di legge, se vuole dire due parole, poi ovviamente anche i colleghi. Scusami Jonathan, se poi qualcuno in sala, chiederei per esempio se qualcuno dell'organizzazione sindacale vuole darci un contributo, siamo a disposizione. Grazie, grazie Vanessa, grazie a tutti i colleghi, grazie perché
Questo progetto di legge non è un progetto di legge che ha una visione, come legittimamente molti progetti di legge hanno, su scala territoriale, ma ha una visione regionale, una visione contestuale, una visione che tiene insieme tanti pezzi. Ed è un progetto di legge che è attuale in ogni angolo e in ogni pezzo della nostra regione, sempre più spesso. La notizia di questa mattina, ad esempio, che nella provincia di Venezia 90.000 euro di multe, 15 denunciati, 2 aziende sanzionate, proprio per la scarsa sicurezza sul lavoro. Perché molto spesso la tragedia fa rumore, ma non ci dimentichiamo che tante volte non c'è il morto, ma ci sono gli infortuni che fanno meno rumore. Ci sono persone che lavorano quotidianamente in molti contesti dove non c'è sicurezza e ogni giorno è un terno al lotto affinché non succeda qualcosa, e quindi quando c'è il morto che ahimè fa rumore è solamente la punta di un iceberg di quello che accade quotidianamente. Lo abbiamo visto appunto oggi solo nella provincia di Venezia, 15 denunciati. Io credo che, ma lo dice il nostro progetto di legge, lo dice il nostro gruppo, lo sosteniamo da sempre, che la cultura della sicurezza non passa attraverso alcuni spot, ma ad alcune azioni concrete, perché è chiaro, come spesso ci ricordano, che può capitare per il calcolo delle probabilità più facilmente un incidente dove si produce di più piuttosto che dove c'è meno produzione e meno attività lavorativa. Però è anche vero che laddove si produce di più a quel punto va alimentata e rafforzata la cultura della sicurezza, perché produrre di più non vuol dire giustificare che qualcuno muoia andando a lavorare. E quindi la cultura della sicurezza che va dall'azienda al lavoratore non può essere fatta con annunci e spot. La cultura della sicurezza viene fatta con atti concreti, la cultura della sicurezza viene fatta con la prevenzione. Abbiamo visto i numeri degli SPISAL. Io provo a far immaginare a chi ci sta ascoltando, se vedendo quei numeri degli SPISAL e dividendoli per categoria, nello stesso giorno dovesse chiamare qualcuno da Venezia, qualcuno da Chioggia e qualcuno dalla Riviera del Brenta, piuttosto che dal Milanese, per segnalare un controllo sul cantiere, voi come dividereste quei numeri che leggete nella tabella? È impossibile. Se vai a una parte non vai all'altra. Sembrano tanti, ma se li dividi per competenze e per territori, se lo stesso giorno nella provincia di Venezia, solo nell'USL 3 piuttosto che nell'USL 2, in 3 chiamano lo SPISAL, non riesce a essere dappertutto se la tipologia, la specializzazione che serve è la stessa. E quindi io credo che questa è una battaglia politica sì, ma di civiltà che deve riguardare in modo e in maniera trasversale tutti. E chiudo dicendo, senza soldi non si fa niente. La prevenzione non si fa senza soldi, i tecnici non si assumono senza soldi, la formazione non la fai senza soldi, le aziende, le associazioni di categoria non le porti su un terreno di cultura preventiva se non ci sono tutte quelle leve di stimolo anche per poterlo fare. Noi crediamo che questa è una battaglia di civiltà. Ringrazio Vanessa che ha voluto presentare questo progetto di legge oggi in concomitanza con una presidio della CGIL che qui in aula ma anche qui fuori con le bandiere. È segno evidente che quando si parla di sicurezza del lavoro molto spesso vengono archiviate le bandiere, c'è una trasversalità di chi la chiede e di chi la manifesta, perché credo sia il cancro vero da combattere in una regione produttiva nel 2025. Grazie e chiudo. Se Jonathan, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no partiamo con le domande. Vieni, sì. Allora, intanto ringrazio il segretario della Camera del Lavoro di Venezia, che ha pochi minuti perché poi deve andare a fare il presidio, ma ci tenevamo insomma... Quelli della CGIL sono veloci. No, ci tenevamo insomma, grazie Daniele. No, ci tengo anch'io a ringraziare Vanessa, a ringraziare il gruppo del PD per questo invito, ma soprattutto per la scelta di mettere al centro il tema della salute e sicurezza e di chiedere alla Regione Veneto di avere una definizione organica dell'argomento. Non bastano i piani annuali, gli impegni, serve una scelta precisa. I dati che qui sono stati illustrati all'inizio non parlano soltanto di situazioni che compromettono spesso, è bene ricordarcelo, la vita per sempre delle persone che si fanno male, perché poi ovviamente parliamo degli infortuni mortali, ma purtroppo quando qualcuno si fa male rischia poi di avere per sempre compromessa la propria vita. E noi di questo tema ne avevamo già parlato a dicembre, si ricorderà Vanessa, quando siamo venuti qui a parlare di appalti, quindi io la ringrazio perché nella proposta di legge si riprende anche nel tema degli appalti il concetto di premiare coloro i quali mettono al centro il tema della salute e sicurezza.
Quindi questo disegno di legge è rilevante, proposta di legge insomma è rilevante perché riesce a tenere insieme la questione della salute e della sicurezza rispetto alla prevenzione, ma chiede al Veneto di dire in modo chiaro che questo tema non è soltanto una questione di investimenti, di prevenzione, di formazione, ma è una scelta culturale che la Regione dovrebbe fare, perché altrimenti continuiamo a sposare un modello di sviluppo che produce, parlo ovviamente per il territorio che conosco, 12.000 infortuni l'anno, purtroppo un alto numero di vittime. Quelle vittime che qui sono state ricordate dimostrano come la provincia di Venezia, che ha un numero di imprese ad esempio metalmeccaniche più basso della provincia di Padova e Treviso, abbia dei numeri per i morti sul lavoro più alti di Padova e Treviso. Quindi si segnala come nel nostro territorio, e parlo di Venezia, non c'è questa attenzione e lo dimostra, e finisco davvero, anche il concorso che Azienda Zero ha bandito, concorso che si è chiuso qualche settimana fa e che vedrà la conclusione dell'iter nelle prossime settimane, dove ad esempio per l'ULSS del Veneto orientale la richiesta di fabbisogni è 0. Quindi non verrà assunto nessun tecnico della prevenzione nell'ULSS del Veneto orientale e nel fabbisogno complessivo dei 50 che Azienda Zero ha bandito si parla dei dipartimenti di prevenzione e non dei tecnici della prevenzione, che è bene ricordarci sono coloro i quali hanno una laurea specifica per poter operare nei luoghi di lavoro. Non è uguale mandare un assistente sanitario, un OS, un chimico o un tecnico della prevenzione. È chiaro che i dipartimenti di prevenzione sono luoghi complessi che rappresentano più professionalità, ma se non abbiamo i tecnici che fanno le verifiche nei luoghi di lavoro difficilmente potremo contrastare, guardate, quelle imprese che investono sulle illegalità, perché la tutela delle norme sul lavoro serve a tutelare anche le imprese oneste che invece in salute e sicurezza continuano ad investire. Quindi grazie al gruppo del PD per aver fatto questa scelta. Grazie molte a te e sì, diciamo che siamo abituati a vedere i concorsi che vanno deserti, banditi dalla Regione del Veneto. Solitamente mi porrei un problema se la proposta di lavoro è appetibile oppure no. Se non ci sono altri interventi, io prego. Ambienti di lavoro è un tema che è cruciale per tutte le organizzazioni sindacali e per l'interezza, potrei dire, del mondo del lavoro. Abbiamo lavorato alacremente sul tema del piano strategico regionale, siamo riusciti dopo quasi un anno di lavori a portarlo a compimento, era pronto come tutti voi sapete praticamente alla fine dell'anno, poi per varie vicissitudini di cui si è discusso in questi giorni è diventato operativo, se così possiamo dire, nelle ultime ore. Ci sono molte cose interessanti, molti impegni nuovi rispetto anche a quelli del precedente piano strategico. Questa è la terza edizione. Credo che sia interessante la vostra proposta di legge che rende in qualche modo strutturale il tema del piano strategico regionale e degli organici degli SPISAL, anche perché, come diceva lei, appunto c'è proprio un tema che i bandi vanno deserti. Avevamo la contezza dei numeri dei bandi fatti, ma c'è un problema anche di attrattività della mansione, come veniva detto prima. In particolare nelle sessioni del piano strategico abbiamo ricevuto parecchie lamentele da parte o osservazioni da parte dei tecnici dello SPISAL che esercitano un ruolo molto molto delicato e hanno bisogno a volte di un sostegno anche di carattere psicologico e di altra natura. E non voglio non sottolineare anche il tema del salario di queste persone, che normalmente non è in qualche modo all'altezza del ruolo che queste persone appunto svolgono per l'intera comunità. E quindi chiudo dicendo che in qualche modo credo che sia importante anche sotto il profilo della cultura che da un lato gli imprenditori non vivano gli interventi su salute e sicurezza come un costo, perché molto spesso purtroppo questo avviene ancora, ma sia importante che lo vivano naturalmente come investimento. E io sono anche convinto che noi come organizzazioni sindacali abbiamo un ruolo importante da svolgere nei confronti di chi rappresentiamo, nel senso che molto spesso anche la sensibilità dei lavoratori nell'approccio alla propria salute e alla propria sicurezza non è un tema squisitamente personale, ma è un tema, collettivo. Bisogna in qualche caso fare formazione per imparare tutti ad avere cura di noi stessi, che è un tema che va oltre alla salute e alla sicurezza, ma riguarda il benessere in generale. Vi ringrazio. Grazie, se non ci sono altri interventi io spero che come gruppo del Partito Democratico, e quindi ringrazio le colleghe Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Francesca Zottis, oltre ovviamente a Jonathan Montanariello,
spero che siamo riusciti a dare un segnale possibilmente forte di attenzione verso un tema significativo e che vorremmo anche in questi ultimi mesi di legislatura che potesse essere al centro del nostro impegno. Vi ringrazio e